L'adozione innanzitutto che possiamo dire? Che è un atto d'amore veramente profondo e che solo pochi riescono a fare, perché adottare non vuol dire solamente avere un affidamento a un figlio, ma è avere una vita di cui occuparsi, perché fare un figlio non ci vuole nulla, invece andarsi a cercare un figlio altrove ci vuole il doppio di impegno, il doppio di amore e soprattutto di pazienza, perché un conto quando tu hai un figlio sai che è tuo e che possibilmente può avere anche il tuo carattere, può avere i tuoi occhi, può avere i tuoi colori. Quando invece vai ad adottare è a scatola chiusa. Non sai cosa ti capita, ti può capitare un bimbo meraviglioso, ti può capitare un bambino problematico, qualsiasi cosa sia, tu sei però pronto ad accoglierlo. Così è stato nel mio caso con i miei quattro fratelli, tutti e quattro di diverse nazionalità, mi hanno fatto questo gesto d'amore immenso dove hanno voluto creare quel senso proprio di famiglia, che non era il sangue che ci legava, ma l'unione che si creava tra mamma, papà e figli.